diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, Viva Radio 2 presentano Fiorello e Marco Baldini. Buongiorno. Viva Radio 2. Allora, prima di cominciare, oggi veramente è una giornata, non voglio dire una giornata di lutto per il mondo dello spettacolo, perché lui non avrebbe voluto che si parlasse di lutto conoscendo, perché proprio questa notte è andato via un amico di tutti noi, soprattutto insomma gli addetti ai lavori, certo, ma anche il pubblico italiano, Sergio Bardotti, grande a cui va il autore. nostro grande autore di canzoni, di testi, anche di televisione. Sì. Io vorrei citarvi alcune canzoni scritte da Sergio Bardotti, Piazza Grande, Quella carezza della sera, Occhi di ragazza, L'amico è, e tante altre. Poi anche le traduzioni delle canzoni brasiliane di Toquinho, di Buarque. Io ci ho anche lavorato al primo maggio. Chi di noi qualche settimana fa addirittura era qui proprio a Viva Radio 2, perché insomma facemmo una cosa per Domenica In, per non parlare di tutti, praticamente tutti i festival di Sanremo era Bardotti, era uno degli un autori, autore, ha lavorato per 20 anni, anche più, fianco a fianco con Pippo Baudo. Ecco, ci piaceva insomma ricordarlo da uno dei suoi ambienti preferiti, che era quello della radio. Quindi ciao grande Sergio Bardotti. Magari dopo cantiamo una canzone sua? No, dopo, la facciamo dopo. Guarda, qui abbiamo preparato Occhi di ragazza, magari dopo la facciamo. Allora, così come Sergio avrebbe voluto, oggi dobbiamo fare una puntata ancora più divertente, proprio in onore del grande Sergio Bardotti. Ovviamente il pensiero va alla famiglia, ai figli, nipoti, insomma, di Sergio Bardotti. Allora, quindi sei pronto, Baldini? Sì. Cominciamo con te. Eccoci. Cominciamo subito a parlare di te. Allora, amici, voi non potete vedere, ma due stampelle campeggiano sul tavolo qui, sul tavolaccio di Viva Radio 2. Caro Baldini, dimmi. A non pagare i debiti. Che cosa è successo? Che è successo? Dimmi che è successo. Facendo il pirla, giocando a calcio con gli amici, mi sono strappato. Dove giocavi a casa di amici. A casa. Tu hai gente che ha un campo di calcio in casa. Quasi. Sul giardino di casa, nel giardino di casa. Fare i classici 2 tiri. Tu ne hai fatto uno? Uno, al secondo mi sono strappato. Cosa ti sei qual è la diagnosi? Ma è il polpaccio, il gemello qua. Il gemello? Muscolo, sì, esatto. Il muscolo, che ti è venuto? È un bel versamentino bozzo. È la prima volta che riceve un versamento, Baldini. La prima sua vita. Purtroppo è uscita subito l'agenzia, la fidanzata di Baldini dichiara non è l'unico muscolo che non gli funziona. Oggi sarà dura per te. Lo so. Pensate che avevamo una trasferta a Bolzano, domani dovevamo partire, pomeriggio per Bolzano per fare la trasmissione radio da Bolzano, e tu non verrai. Per la prima volta lavoreremo col duplex, si chiama duplex, lo sai? Col duplex da tu qua. Tu l'hai io qua. Senti, sei bello con le stampelle perché le porti bene. Io adesso calli alle mani. Quelli già però ce l'avevi. Bene, questo è quanto. Abbiamo detto che Baldini volevo salutare. Possiamo salutare la signora Lolli, che oggi è qua. Signora Lolli, eccola. Lui è un Lolli? È un altro Lolli. Esimia maestra di canto. Mamma anche. E fratello del nostro regista Marco Lolli. È maestra di canto, signora? Sì. Ma veramente? Sì. Canto lirico anche? Sì. Davvero? Solo canto lirico? Possiamo dare un microfono alla signora Lolli? Io non ho mai conosciuto un insegnante di canto lirico, ma veramente, signora? Sì. E come mai suo figlio niente lirica? Neanche un do di petto, niente. Come sai, come si dice in casa del calzolaio, le scarpe rotte. Signora, c'è qualche nome annovera tra i suoi alunni? Qualche nome importante? Ci sono state delle celebrità. Tipo? Maria Dragoni, altre, Carla Maria Izzo, che hanno cantato, stanno cantando in tutto il mondo. E lei insomma insegnava loro? Io sono stata cantante lirica e poi io anche mio marito. Io ero soprano. No, ero. Poi ho lasciato per loro. Sono nati figli, e allora poi ho lasciato. Signora, sti figli, guardi. Che belli, allora, sti figli. In onore alla signora Lolli, grazie. Caro maestro. Vai, un numero vostro. Facciamo un cavolo di numero, no? C'è uno stacchetto? No! Se stiamo parlando della signora di canto lirico, facciamo lo stacchetto. Perché lui è computerizzato a fare lo stacchetto, capito? C'è lo stacchetto e allora stacchetto, facciamo lo stacchetto. Sta accendendo la pianola, la scalda. Facciamo un pezzo di opera lirica, no?
Certo. Dai. Signora, no, facciamo chiedere alla signora cosa preferisce? Mi dica Quello un pezzo, che non lo vuoi, faccio. tu Guarda. sei bravissimo. No, ma mi dica un pezzo di un'opera che Ma vuole. quando fai quegli sketch sulla lirica, io muoio da ridere, Ma davvero? è una cosa meravigliosa. Fioretti e la Cremonova, Bellissimo. no? Vai. Facciamo un pezzo. Fioretti. Un pezzo dei Pooh, dai. Mi devo scaldare, signor Pino. Pensavo la signora. Dio delle. Però come dai. Signora, improvvisi. No, aspetti, facciamo. Para, la scala, come si fa? Sì, sei bravo. La risata anche. Grazie signora Lolli. È bello. Allora, Questo lo mettiamo nella teca della radio. nella teca della radio, signora, grazie. Sì. Grazie alla signora Lolli. Marco Lolli, c'hai una madre che è un fenomeno. È un porca artista. miseria. Cantasse niente lui, nulla di nulla. Vabbè, oggi sarà una giornata, devo dire, memorabile per Viva Radio 2 per due motivi. Intanto stanno per arrivare, anzi diciamolo, sono già con noi due giornalisti, sono tra le firme più importanti del panorama del giornalismo musicale italiano, e in questo momento vedo già Luzzato Feggis con la lametta in mano, Sì, che si perché taglia, non è lui, non è lui, esatto. che non è lui presente Sì, qua. è vero. Allora, signori, il quotidiano per cui, diciamo, aiutami, Per cui, Baldini, non so cosa vuoi dire. il quotidiano per cui noi lavoriamo, esercitano, loro sì, Che è Repubblica, giusto? Repubblica, esatto. quindi non ce ne vogliano gli altri Io sono quoti un lettore, dunque. di Repubblica, giornale notoriamente di sinistra, ma questo certo. con la musica non c'entra niente, perché la niente, musica vabbè. non ha colore. Signori, sono con noi Sì. Ernesto Assante e Gino Castaldo. Buongiorno. Voi siete due penne, no? Senti Ernesto, mi insospettisce questa presenza. Ci deve essere un trucco, adesso ci darà qualche Purtroppo mazzata. Allora, voi dovete sapere che loro, cioè, quando stangano. Sì, Cioè, sì, un cantante ammazzano quando fa proprio. un disco pensa chissà che scriverà Assante, chissà cosa dirà Castaldo. È un po' così com'è che noi che facciamo la televisione Aldo Grasso, c'è Aldo vale, Grasso, sì. no? Il nostro spauracchio, no? Anche il nostro. Anche... Eh sì, perché quella poche volte avete fatto televisione, lui vi ha Certo. Va abbandonato. Non aveva Bellissimo. perso l'occasione. Allora, Gino Castaldo, tra l'altro, è romanista. Ma davvero? Fino a ieri. No, ragazzi, qui non Cremonesi. Allora, scusate, Cremonesi, non hai mai parlato di calcio, non sai neanche cos'è il calcio e ride. Roma e ride. Perché? Io rido. Ma perché io rido? Così. No, devo dire che i romanisti l'hanno presa con filosofia. E No, così- sono romanista, non so di che parli, cioè ieri sera non è successo niente. Giusto, quindi non- C'è stato un non so incontro che di stai parlando. tennis, infatti. Di tennis? Allora, Certo, no, non di vabbè, calcio. bisogna prenderla con allegria, ragazzi, che è una certo. cosa così, voglio dire, successa a tutte le squadre, l'Inter è successa anni, mi ricordo quando, il Milan, non ne parliamo, tu Bozzi, sta zitto. A Roma è successa adesso, paziente, c'è una notizia, Champions League, nell'intervista dopo partita abbiamo visto i giocatori della Roma su Rai 1 e quelli del Manchester sulla 7. No, scusate, Gino, sei romanista, no? Sì. Allora, si parla tanto di tifo violento. Sfegatato, che ieri sera alle ben ore venga- 11 non riuscivo neanche a parlare, mi hanno chiamato delle persone, non riuscivo a articolare, proprio non parlavo. Ma che ben venga lo sfottò sano, cioè la presa in giro. Lì si deve fermare il tutto. La violenza non serve a niente. Comunque, Gino, mi dispiace, perché mia moglie è romanista. Ieri sul 6-0 mia moglie fa: vado a letto. Se n'è andata così. Io sono rimasto e mi sono visto il 7-1. Pure il 7. Va bene. Allora, Gino Castaldo ed Ernesto Santo hanno fatto un libro, poi ne parleremo dopo. Un libro molto bello, anche se non l'ho letto, però è bello a vedere. Già dalla copertina a peso, ma capito? È bello. Sì. Si intitola 33 dischi senza i quali non si può vivere. Io spero che qua dentro ci sia Spiagge e Lune, un incidente. Certo, un capolavoro di Fiorello. Il mio discografico, capolavoro certo. dove c'era sì o no. Vuoi mettere? Sì, dove c'era la nebbia. C'è
C'è? Se no, faremo un aggiornamento prestissimo. Un appendice, un appendicite. Ma sono tutti dischi sono i 33 giri, i 33 dischi senza 33 dischi fondamentali, dai, fondamentali. Insomma, alcuni tra i dischi italiani quanti ce ne sono? Uno solo? Lì c'è stata una gazzara tra me e Ernesto. Qual è? E qual è? Chi è? C'è Nuvole di André. Abbiamo Chapeau, pensato che fosse uno applauso, super parte. Chapeau. Vi voglio fare un'intervista cattiva dopo, perché voi intervistate tutti, scrivete su tutti. Anzi, facciamo subito la prima. Vai, l'intervista. Castaldo, il disco più brutto in questo momento in commercio. Ce ne stanno svariati. No, uno, me ne devi dire uno. Fammi pensare, quale può essere uno ancora sì o no di Fiorello? Ora, in questo momento. Facile, un disco brutto, sì. Abbastanza brutto il disco di Pino Daniele. Sì. Volendola dire tutta, proprio non è un capolavoro, mettiamola così. Proprio così secchi. Che volevi? E secondo te invece, Castaldo? No, sono d'accordo. Ah, sei d'accordo? Signori, Gatte la Volpe. Ma l'ho detto anche a lui l'ho raccontato giorni fa, che ho fatto un po' pace. Ho detto, ma com'è che tutti dicono che sei antipatico? Ho fatto, sì, perché io voglio fare in modo che non siano tutti simpatici napoletani. Quindi io sono un napoletano antipatico. Dico, ma anche il disco, un po' così. No, lì ha detto no, che secondo lui era bellissimo. Però ognuno, giustamente. Io però ho sentito, non sono d'accordo con voi, non è per fare, perché ti dissoci. Mi dissocio. No, diciamo molto, che sì. Più che brutto, no? Ecco. Da un Pino Daniele uno si aspetta di più, questo è il discorso, insomma, proprio perché è bravo, perché insomma ha fatto dischi. Va bene, mi siete piaciuti. Mi siete piaciuti. Chi è quello che canta peggio a parte me? Così almeno vi levo. Secondo me, guarda, chi canta peggio? Biagio Antonacci. Ragazzi, tutti i nostri amici, no, ma anche con lui amico anche nostro, però insomma non è diciamo un grande cantante. Chi è il più bravo di tutti? Per sempre secondo voi esclusi presenti. È più difficile, però. Esclusi presenti, perché giustamente in Italia credo che francamente sia Francesco De Gregori, il più bravo come cantante. Francesco De Gregori per Assante, per Castaldo? Sì, mi associo. Ti associ. Com'è che siamo sempre d'accordo? È strano, incredibile. Vabbè, io farei tutta la puntata a chiedere cose sulla musica. Ma invece abbiamo. No, se parliamo del passato, però no, appunto di André che abbiamo messo, e Battisti forse, abbiamo litigato a lungo. De André Battisti italiano. Lui voleva Battisti, però. Scusate, adesso devo dire, abbiamo fatto già troppo con voi. No, scherzo, ma perché gli ospiti, quelli veri, non che voi siate finti, ma oggi signori è un momento, io oserei definire sono felice perché oggi non ci sarà un gruppo musicale, ci sarà il gruppo musicale per antonomasia, rock progressive, possiamo chiamarlo progressive degli anni 70, ma che ancora oggi ti fanno tremare. Cosa? Lo saprei, ma non posso dirlo, siamo in radio. Appena dico questo nome, proprio gli altoparlanti di tutte le vostre radio, no, ma arriveranno tra un po'. Signori, saranno con noi in 3 macchine quelli della premiata Forneria Marconi. E vai! Attenzione, c'è sempre una notizia sulla Roma. Ieri sera con la moglie di Fiorello. Come la moglie di Fiorello? Perché con la moglie già il siciliano è aspettato. Infatti io sai che stavo dicendo che minchia stavo dicendo. Che agenzia è uscita? Scusa. Come la moglie di Fiorello, anche il portiere della Roma sullo 0-0 ha detto vado a dormire. Va bene, si ride. Incredibile. Allora, vogliamo cominciare questa puntata? Facciamogli fare lo staccato. Ci fai fare lo staccato. Enrico Cremonesi la sua band. Enrico Cremonesi la sua band con lo staccato. 1, 2, 3, 4. Bello! Cos'era Cremonesi? Era un pezzo della PFM. Sì, lo so. Allora, cosa devo spiegare? Noi siamo in un mezzo di comunicazione, dobbiamo comunicare cose. Non è detto che tutti sappiano, capito? Quindi quale pezzo era? Il banchetto. Bello. Il banchetto. Ha detto una E che ma sentite come la dice? Il banchetto. Banchetto del mondo. Che devo dire? Il banchetto. Senti, tu che ricordo hai della PFM?
Beh, io ricordo dei pezzi della PFM, ma ero piccolo. Beh, adesso sembra che sono 2,15 metri. Vabbè, io no, sei stato sempre piccolo. Sono sempre stato piccolo, però io ricordo Maestro della Voce perché lo suonavo col mio gruppo tanti anni fa. Ricordo Impressione di settembre. Ricordo Dolcissima Maria. Bravo. Non sei contento che lì la tua pianolina lì sarà toccata da qualcuno che merita, no? Certo, molto contento. È contenta più lei che me, Più lei che me. Lei è contenta perché viene toccata. E ride da solo. È contenta più lei che me. E ride da solo. Vabbè, il maestro. Ragazzi, vogliamo entrare nel vivo? Sì, entriamo nel vivo, dai. Allora, c'è subito un... No, cos'è quella cosa lì della cronaca che mi dicevi? Ah, sì, è un fatto di cronaca abbastanza bizzarro da Libero. Ci deve arrivare adesso. Il giornale Libero? Sì, attenzione. Ecco, pagina 42, cronaca di Roma. Esasperato dalla burocrazia si barrica l'INAIL di Pomezia. L'uomo si è barricato dentro, ha minacciato di far saltare in aria tutto perché era esasperato. Tutto per protesta contro l'INAIL. Ora noi lo sai che gli abbiamo passato un telefono. C'è il nostro incaricato che è lì all'INAIL che dalla finestra gli ha passato un telefono e adesso proviamo a vedere se riusciamo a parlare con il potenziale dinamitardo. Lo sentiamo, Pronto? Pronto, sono il bombarolo. Ma Han detto va l'INAIL, spara il jet. questa voce la conosco. Senta, ci può dire il suo nome? No, vabbè, ok. Senta, almeno Voglio mantenere l'anonimato. vabbè, ci dica perché l'ha fatto almeno. Ma ero a Monghidoro. Sì? Caso Però strano. mi annoiavo, così mi sono detto adesso vado a Pomezia, entro nella prima sede dell'INAIL e semino il panico, così tanto per rompere i coglioni. Ecco, beh, così insomma, vabbè. Senta, ma lei non lo fa per... La bomba atomica. Ma non canti ste canzoni bombarole. Senta. Scoppia per me. Ma lei lo fa per protesta, lo fa? Ma no, quella è una fregnaccia. Lo faccio solo per vedere come scoppia un ufficio. È bello vedere volare in aria righelli, spillatrici, risme di carta, insomma tutto cosparso di cocaina. Ma no, dai, faccia il bravo, abbandoni questo suo disegno criminoso. Sì, infatti adesso vado. Meno male, se ne va. Appunto. Sì, ma di corsa perché ho già acceso la miccia. Va bene, Ciao. grazie. Grazie al Bombarolo che ha chiamato. Allora mi dicono che quelli della PFM, così venivano chiamati, ragazzi, Gino Castaldo e Ernesto Assante. Se vi dico PFM, cosa mi dite? Che senso? Come dire Genesi. Avete mai recensito la PFM? Sì, tante volte. Infatti adesso quando arriveranno, chissà, io non mi ricordo cosa ho scritto, spero bene. No, perché posso non dire una cosa? Io adesso. ricordo il giorno che ho comprato Storia di un minuto, cioè il primo disco, e l'effetto che faceva molti di noi, perché all'epoca dischi di rock italiano non ce n'erano. Quindi l'unico credo precedente, ma qua la mia memoria forse mi sbaglia, è quello delle Orme, Collage, forse uscito leggermente prima. Ragazzi, questi però sanno tutto. fu un'emozione avere un disco di un gruppo italiano che suonava come i gruppi stranieri. Infatti non a caso grandiosi. Fu l'unico gruppo che all'estero, insomma, avevano Inghilterra, in America, Giappone. E il banco del mutuo soccorso che poi erano insomma insieme, no, in quegli anni. Esatto, di Giacomo, no? Certo. Di Giacomo. Big Di Giacomo. Ma c'è il banco suona ancora. Sì. Anzi, mi sarebbe bello averli anche loro qua ospiti. Facciamo un appello, amici del banco. Guarda che arrivano quelli della frutta qua dietro. Quelli che avanzano dal mese. Allora, sto qua a Fiore, mi ha chiamato, c'è un amico mio. Allora, poi saranno qua, guarda, non vedo l'ora di dire ladies and gentlemen, premiata premiata proprio Marconi. C'era questa moda, no, dei nomi lunghi. Prima si chiamavano i Krell, vero? I Krell. Questo non la sapevo. I quelli. E poi i Krell. Come i quelli, come i Tech Death, no? I prendi quello. Sì, esatto. I Krell me lo ricordo perché c'era il film Il pianeta proibito che era bellissimo. Ma cosa sa? Il pianeta proibito. È uno dei film di fantascienza più belli degli anni 60. Grazie a mia sorella. Ma cos'è? No, sto leggendo una notizia. Il calciatore Beckham ha regalato alla moglie Vittoria un vibratore in platino. Vero? E diamanti del valore di $2 milioni. Come fa questa? Ma scusate, ma che notizia è? Ma veramente? Tremendo.
il vibratore è stato realizzato a grandezza naturale sulle misure di Rocco Siffredi e portato a Vittoria in un furgone con rimorchio. Ma non ci posso credere, ma cosa? Ma guarda, è incredibile. Allora, caro Baldini, che facciamo? Ci addentiamo subito nella cronaca oppure no? Ancora sulla cronaca? Woodcock, sai che abbiamo chiamato. Ah sì, Woodcock, perché siamo gli unici. Sì. Tra l'altro voi, Castaldo e Astante, avrete una sorpresa, perché noi abbiamo sentito al telefono Woodcock ha una voce che ci ricorda vagamente Pino Daniele, vero? Sì, stranamente, ha la voce identica. Sì, uguale. Adesso non so se lui è napoletano. Lui non può parlare, non potrebbe, però noi abbiamo, sai, i nostri canali. Certo, sono infiltrati proprio nell'ufficio. Abbiamo un topo da prefettura. Ok. Sentiamo se abbiamo Woodcock. Allora, ricordiamo il nome straniero. Ladies and gentlemen, from Potenza, Italy, the great, the only Henry John Woodcock. Alla faccia, buongiorno. Buongiorno, sono Woodcock. Sì. Senta, io non so se gliel'ho già detto, ma lei ha questa voce un po' caratteristica. Sì, I know. Yes. Me lo dicono tutti quanti, qual è la voce da Nord Foa, vero? Ma che a Nord? Io pensavo a qualcun altro. Vabbè, senta, allora, come procede questa indagine Woodcock, indagine di cui lei è titolare? Ma innanzitutto vi devo dire una cosa, che insomma... è proprio vero che io sono malato di protagonismo, come molti sei. Ah, ecco, come molti dicono, sei. Io voglio rimanere nell'ombra e faticare umilmente, come al solito, capisci? No, ha fatto bene a specificare che c'è qualche qualche manigno che dice che lei è spettacolare. Spettacolare, è vero, solite male lì. Scusate un attimo. Sì. Allora, mi fate una cortesia, prima scende la banda musicale della polizia, poi la parata con tutti i testimoni. Facciamoli scendere dalla scala centrale. Ecco. No, i coriandoli la giuria deve lanciare i coriandoli. Allora, sulle celle degli imputati mettete 2 fari a occhi di bue, in sottofondo la musica di Fuga d'Alcatraz. Baldini, scusa, sto dando delle esposizioni. Sì. Che cosa stavamo dicendo? Che in questi giorni si sente parlare un po' meno di Vallettopoli, dunque anche di lei, insomma. Per lei è un bene o un male? Un male, voglio. I want mantenere alta la guardia, lo capisci? Voglio tenere desto l'interesse. Ma soprattutto voglio essere inquadrato da sinistra, che è il mio profilo migliore, lo capisci? Ci parli di questo suo nome inglese, ma era dal nome di suo padre, vero? No. Io ho preso il nome da mia madre, che è napoletana, si chiama mia madre, capito? Io mi chiamo Gaetano Quagliarella, ma mi sono registrata alla SIAE col nome d'arte di R. John Woodcock. Nome d'arte? No, perché sennò i fotoromanzi non me li facevano fare. Allora! Ingoiato la tonsilla. Ho detto che prima voglio. Prima vuole? Ventilatore prima, poi Flavia Vento dopo. Ventilatore, poi dopo l'interrogatore di Corona voglio lo stacco musicale dei Queen, va bene? Capito. Me lo mettete a scuola. E ricordatevi che stacco alle 18 che me ne vado in moto. Voglio un camera car con me che mi allontano così nel tramonto lucano. Va bene? Alla faccia della ciao, vi saluto, vi devo andare. Ciao. Radio promozione e poi torniamo. Abbiamo una radio promozione e poi dopo premiata Forneria Marconi. Oggi parliamo di Negronetto, avete presente? Salame. Ma quale salame? Salame lo dite a qualcun altro. Negronetto è speciale, unico, ha un profumo delizioso. E poi è così buono, ma così buono che anche il pane se lo vorrebbe mangiare. Non ci credete? Beh, cominciate ad affettare Negronetto e vedrete che succede. Negronetto, a chi non farebbe gola? Dentro c'è tutto Negroni. Buona qualità.
Devo leggere una notizia che viene riportata da Il Giornale oggi. Qua la faccio vedere al pubblico, perché così il pubblico con un di sorpresa conferma la veridicità di questo articolo. Allora leggo: smettere di giocare in 20 giorni. Un centro aiuta i malati d'azzardo. A Siena applicata per la prima volta una nuova terapia. 8 pazienti su 9 hanno concluso il ciclo di cure. Il nono è scappato, ma l'abbiamo colpito a una gamba. Hanno fallito in 3. Bella. Scusate, mi consentite di salutare qui in prima fila. Sì, dobbiamo salutarlo. Grandioso. Dire ex, lui è sempre un arbitro dentro. L'ex arbitro Tombolini. Buongiorno Tombolino. Tra l'altro ci ha regalato i cartellini, quello giallo, che poi quello rosso non è rosso. È fosforescente. È fosforescente per la notturna. Quelli sono originali. Stai avendo grande successo, lo sai Tombolini? Sì, alla domenica sportiva state avendo grande successo. Soprattutto tu, ma proprio a livello, ti posso dire la verità, perché io sento, noi ci arrivano email. Donne, cioè siete due in Italia, siete Tombolini e Scamarcio in questo momento. Adesso non ci credo più, allora. No, 3 metri sopra la traversa. Tombolini, tu sai che sta per arrivare la PFM, no? Ti piacciono? Sì, molto. Hai mai, non so, avuto un disco della PFM? Ce l'ho tutti. Ma veramente? Sì. Mia moglie è appassionatissima poi. Quindi sarà contenta oggi, sembrava Ascolta, mai. Sarà sono contenta. un fan di Mussida. Addirittura? Solo di lui, gli altri no, fanno. Vabbè, che c'entra? Tutti, ma lui in particolare. Guarda, avrai modo oggi di apprezzarli, perché saranno qui, anzi mi dicono che alla Guardiola perché loro hanno un documento unico, no? Non hanno i documenti ognuno, hanno uno con scritto premiata Forneria Marconi, poi entrano faranno comodo i cartellini. Sì, ogni tanto. Tra l'altro mi ha regalato anche il fischietto. Quello originale. Ma sai, addio. Sai l'incredibile che si capisce che il fischietto originale da Alvio. Sentite il rumore. No, a parte scherzo. Mi allontano dal microfono. Anch'io. Sentite com'è secco? È proprio quello, Ieri sera 7 volte si è sentito. 8 perché uno l'hanno fatta, 8. È vero. Era per Castaldo che oggi il romanista di turno è Gino Castaldo, però che la prende Ernesto Assante. Essendo io del Napoli, non è che ieri ero Tombolini, molto allegro. hai seguito la partita? Come no? Beh, devo dire, queste cose ogni tanto alle squadre succedono. Penso che anche il Manchester ha beccato 7 pappine nella sua storia, no? No, mai? Mai è successo. Manchester no, ma può capitare. Squadre italiane sì, quasi tutte hanno beccato 7 gol? Almeno una volta. È capitata al Catania, quindi. Sì, Catania. Sì, vabbè, allora capita a tutti, Beh, devo dire però, possiamo fare una menzione d'onore ai tifosi della Roma presenti ieri sera lì, perché nonostante il passivo molto pesante, fino alla fine hanno cantato. È vero, no? Stati carini. Poi a un certo punto c'era un Juve, ma non si capiva perché era entrato in mezzo. All'improvviso si è sentito a Manchester. Sì. Era meraviglioso. Erano in playback chi? I tifosi. Va bene. Allora, ma perché non menzioni il Milan, Fiorello? Perché? Quale? Il Milan stasera. Sì, stasera ci sarà il ritorno, no? Del Milan contro il Bayern. Bayern Milan ci sarà. Sì. Bayern. A Bayer. Sì. Senti, a proposito di abbaio, ma come sta il tuo cane, il bovaro delle Fiandre? Benissimo, mangia le crocchette Leon, umane però. E dovete sapere che l'arbitro Tombolini ha un cane che si chiama il bovaro delle Fiandre. Pensate, ce l'ha solo lui sto cane. Sì, no, ce ne sono alcuni, però siete in pochi. Allora, signori, ci siamo sì, perché sono quasi ai posti di combattimento e siamo onorati, e io sono onoratissimo. Sì, presentiamoli insieme. Attenti, Io dico ladies and gentlemen, poi è premiata Forneria Marconi, loro partono come solo loro sanno fare. Signori, faccio il basso, vai tu. Viva Radio 2, addirittura la presenza di 2 giornalisti che domani come minimo faranno un pezzo. Fate un pezzo sul giornale? Una pagina, penso. No, una pagina non lo so, fa un qualcosa, un pezzetto, dimostrateci. Allora, su Repubblica domani potrete leggere un pezzo su questa puntata e su quello che stanno per fare. Vai. Vedo già il grande Franz Di Cioccia con le braccia alzate e le bacchette incrociate. Signori, a Viva Radio 2 la premiata Forneria Marconi.
vivo la premiata Forneria Marconi! Grazie! Franz Di Cioccio, Patrick Givas, Franco Mussida, Gianluca Cavallini e Pietro Monterisi. Che bello, Franz, Mussida, arbitro Tombolini. Senti Tombolini come urla. Bentornati, anzi no, benvenuti. Devo ringraziare anche in nome della famiglia Tombolini perché ovviamente siete riusciti come tanti di voi a diventare grandi i nostri figli. Avete provveduto i pannolini, quindi di conseguenza. Soprattutto quelli che ricordano il primo disco, voglio dire. Addirittura. Pensate che Tombolini per tutto il tempo non ha fatto un applauso, ma fischiava come un pazzo. Sì. Sono all'americana, questi sono gli applausi americani. Di Cioccio, tu hai sempre la mano pesante, devo dire, la batteria è incredibile. No, complimenti, non so che cosa dire. Signori, vi lascio in pasto, guardate, Ernesto Assante e Gino Castaldo. Loro la facilità, questi sono pezzi difficilissimi. Loro li fanno come altri farebbero il giro del do. Loro sembra che sono una cosa normale, invece sono difficilissimi, poi soprattutto quegli stacchi che fate c'era Cremonesi, era in brodo di giuggiole Cremonesi. Che ne pensi? Com'era quel sol che hanno fatto? Il sollevante, no, io guarda veramente non so. Ma lo sanno loro che tu hai cantato Impressioni di settembre? Sì, purtroppo sì. Lo sanno. C'erano loro testimoni quando... Si rifà? Sì, tra un po' la rifacciamo. Si rifà, dai. Allora, se avete delle richieste, qui il pubblico in sala, delle richieste in particolare, qualcuno magari venga qui e ce la scriva qui su un pezzo di carta e noi la passiamo alla PFM. Oggi non mettiamo dischi oggi non mettiamo dischi, ma verrà fatto tutto dal vivo dalla premiata. Io ho portato un disco, Quale? Hai portato un disco? Sì. Ha portato un disco. Quale disco hai portato? Scusate, me lo portano qui. Se sì o no di Fiorello mi butto in terra, giuro. No! Cos'è? È il mio! È il tuo! È il disco mio! Ce l'ha Di Cioccio! Allora leggi i titoli, dai, i titoli delle canzoni, dai. Di Cioccio! Come fai ad avere... No. Puoi rovinare una carriera. Sulla copertina è riportato Saro Fiorello si chiama questo disco. Grazie, me l'hai riportata indietro, cioè nel senso, me l'ha ridata. No, scusami, c'è scritto una cosa. Questo disco bisognerebbe regalarlo, però forse è meglio che lo comprate. Dove è scritto, sai? Questo disco mi piace talmente tanto che per farlo ascoltare lo regalerei, ma temo che RT Music, in particolare Magrini, non siano d'accordo, quindi per favore regalatelo voi ai vostri amici. È una frase mia di quelle filosofiche. Sembravi l'uomo Facis in copertina, Sì, infatti faccio cagare, devo dirlo, devo sincero, una cosa terribile che non si può vedere con la giacca e il capello poi. Tu hai mai recensito questo disco, Castaldo? No, mi sono astenuto. Si è astenuto! Per simpatia. Fiore, questo è nei 33 dischi, 2 La Vendetta, probabilmente ci sarà. Sì, no, certo, nei 33 da non comprare. Allora così facciamo, vedi bravo, Di Cioccio, tu sei veramente, guarda, così riparla ancora del loro libro, perché loro giustamente, guarda, è una cosa... Lo farete il 2 se va bene questo? Se va bene, sì. Ma allora sono 66, scusami. Fammi vedere il prezzo. Niente, ragazzi, neanche 33. Neanche la carta. Neanche la carta. Quant'è? Niente, costa 15 euro. Neanche la carta, di mortacci. Vabbè, meno di 50 centesimi a disco. Cosa vuoi però dire? chi vuole sapere. C'è, vediamo se c'è. Sting c'è? No. Pink Floyd? Sì. Voi avete, vediamo, indovinate la PFM secondo voi. Tra i 33 dischi senza i quali non si può vivere, vediamo. Pensate che ci hanno messo sicuro. Sgt. Pepper? Revolver dei Beatles. Revolver. È molto Castaldo questo, è molto snob. Dice, sì. Tutti dicono Sgt. Pepper, io dico Castaldo. No, ragazzi, il Revolver ha rivoluzionato la musica davvero. Bravo, Miles Davis, l'inizio della storia, il Revolver. C'è Miles Davis. Cremonese ha detto Miles Davis. Kind of Blues. C'è, incredibile. I miei preferiti. Vai. Queen e Hendrix dov'è? Non ci sono i Queen? Non comprate questo lì. Ma non ci sono i Queen neanche. Gino, Bohemian Rhapsody ma non Hendrix c'è. l'hai messo? Hendrix Electric Ladyland. Electric Ladyland. Meno male. Electric Ladyland. Genesis? No, ma il gioco è questo, siccome queste già ci stanno insultando nei blog, perché ognuno ha la sua lista. È ovvio che non coinciderà mai con questo. Beach Boys Pet Sound. Sì. I Beach Boys. Branford Marsalis? No. Cremonesi arriva con i suoi dice i suoi Beach Boys. Perché non dici veramente i tuoi preferiti? Dai, su. Dillo. I teppisti dei sogni. Mi sai che lui impazzisce per il Coldplay che cantano. C'ha ragione.
fanno venire il latte alle ginocchia Coldplay, scusa se te lo dico. Anzi, io sai come li chiamerei? Coldplayed. Sì, proprio. Scusate, allora adesso ci abbiamo visto che siamo tema di musica, noi ci dobbiamo collegare con un cantautore italiano che tutti voi conoscete, il maestro, che è Franco Battiato. Subito dopo Franco Battiato prepariamo Impressioni di settembre, allora? Ci siamo? Ok, allora adesso vediamo se Battiato ci risponde. Sì, perché non si sa a quest'ora cosa fa lui, è un personaggio un po' strano, sentiamo, anomalo. Sentiamo se c'è. Pronto? Pronto? Ah, maestro? Sì, potete scusare un attimo? Sì. Un attimo solo. Socrate, Aristotele, venite subito qua. Volete scendere dal divano berbero? Divano berbero? Me lo state sminchiando tutto. Maestro Battiato, scusi, ma chi è? Socrate e Aristotele chi sono? E sono i cani di Sgalambro, purtroppo. Sono due mastini napoletani. E li ha chiamati così, Socrate e Aristotele. E come li doveva chiamare? Baldini o Fiorello? No, che vabbè. fai? Purtroppo Socrate Socrate, non bere l'acqua dal cesso che fa schifo. Socrate, questo mi sbava sul tappeto etiope, vieni subito qua. Ma allora, se non venite subito vi faccio sentire la versione integrale della mia opera Gilgamesh, va bene? Ecco, bravi. Ma quando torna Malli? Ma scusi, Sgalambro non è lì con lei? No, maestro? è stato chiamato dai carabinieri purtroppo. Che è successo? No, nulla di grave, lo stanno interrogando riguardo ad alcune lettere minatorie anonime ricevute dal giornalaio e dal cognato del giornalaio, Scusi, purtroppo. ma perché sospettano del maestro Sgalambro proprio? Beh, prima hanno litigato per il furto di una cassetta porno all'edicola, poi Maglio l'hanno scoperto subito, è un cretino. Ma scusi, come hanno fatto a scoprirlo subito? Che vuole che le dica? Sgalambro ha scritto delle lettere minatorie in greco classico. Certo, solo lui. Pensa, li ha minacciati usando l'esametro greco. Li ha minacciati usando l'esametro greco del periodo callimacheo, ti rendi conto? Io gli avevo detto scrivele almeno in greco moderno, no? Scusi, ma come hanno capito che erano minatorie le lettere se non capiscono il greco classico? No, ma purtroppo è tutta colpa del post scriptum. E che c'era scritto? E rompo il culo. Allora, giustamente. Questo era in italiano, però. Senta, parliamo d'altro. Sì? Facciamo una domanda al regista Battiato, va bene? Dunque, lei lo sa che adesso c'è Bollywood, l'industria cinematografica indiana che è la più grande del mondo, riescono a sfornare 1000 film l'anno. Qual è la sua posizione davanti a questo fenomeno? Mi può ripetere la domanda? Allora, le spiego, adesso c'è Bollywood, che è chiamata così, sarebbe Hollywood indiana, cioè la cinematografia indiana che sforna 1000 film l'anno. Ho capito. Cosa ne pensa? Beh, vedi, il cinema di Bombay è un caso indiscutibilmente rilevante nel panorama cinematografico mondiale. Devo ammettere che le pellicole indiane provocano, diciamo, delle sensazioni anomale. Giusto, ecco. Le immagini dei lungometraggi ti restano dentro, no? E sono figure che lasciano il segno, restano insomma dentro il vostro spirito e dentro il vostro corpo. Perfetto. Le potete sentire dentro le vostre membra mentre li accrescono e fanno germogliare i vostri organi fino a raggiungere dimensioni paragonabili alla Domus Aurea di Nerone, al Partenone insomma della grande Atene o alla grande muraglia degli imperatori cinesi. In sintesi diciamo che il cinema indiano, come posso dire, il cinema indiano ti fa due coglioni quando torna a casa, diciamo. Maestro. E le cose vanno dette così come sono. Ora non possiamo dire le cose che voglio dire. Senti, io voglio chiudere. Come si chiamano quei due che avete là? Assante e Castaldo. Assante? Sì, Ernesto Assante e Gino Castaldo. Perché lei questo silenzio cosa vorrebbe dire, maestro? La sento distante. Io non ci parlo con loro, gli può chiedere cosa pensano di Gilgamesh. Cosa pensate di Gilgamesh? Un'opera che ti resta dentro e che consente di germogliare profondamente i sentimenti duraturi. La stanno parafrasando. Che mi stai picchiando po' culo? Maestro, sì. Vabbè. Va bene. Maglio,
devi cominciare a scrivere altre 2 lettere, ora ti dico per dire. Arrivederci. Arrivederci. Grazie al maestro Battiato. Signori, è il momento di mettere rec e play. Sì, rec e play. Perché sta per partire una delle canzoni, possiamo dirlo, Castaldo, più belle, delle canzoni più belle. Impressioni di settembre. Allora, amici della PFM, consentitemi, perché questa è Mussida che sta scaldando la chitarra. Adesso regoliamo i volumi, non vi preoccupate, regoliamo i volumi, siamo live. Quando siete a posto cominciate, tanto siamo in diretta, non c'è problema, poi alla replica si taglia questo. Io con sta roba ci faccio la suoneria del telefonino. Allora, siete pronti? Vai. No, io non canto. No, io non voglio, no, ragazzi, impressioni di settembre è una cosa seria, non posso con loro davanti, mi vergogno come un ladro. Fatela voi, vi prego, no, veramente, non è una finta. Sta zitto. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dormi ancora la campagna o forse no, la sveglia mi guarda, non so. Verso me e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quasi un mare l'erba è leggero, il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che si perda. Resta fermo come me, faccio un passo, poi mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. Il sole tra la nebbia filtra già, il giorno come sempre sarà.
una viva Radio 2, tutti in piedi, piedi. Premiata Forneria Marconi, dal vivo, Assante Castaldo in piedi. Domani voglio leggere questo trafiletto su Repubblica. Sentite che roba, Tombolini urla. Facciamo sentire tutto l'applauso proprio. Tutto. Non tagliare niente, Lolli, Perché stasera sapete c'è la replica che bene o male un po' viene tagliuzzata, ma questo applauso deve rimanere perché vai, Di Cioccio abbraccia Baldini e non si accorge che gli sfila il portafoglio da dietro. No, mi sono accorto che ha 6 bacchette. Ma ragazzi, No, adesso abbraccio te. Grazie Mussida. E poi abbraccio Tombolini. Signore Mussida abbraccia Tombolini. Sentiamo cosa si dicono. Ha detto che mi ha apprezzato come arbitro. Sì, io lo apprezzavo tantissimo. Sbagli con qualcuno con meno capelli. No. Allora, poi ti ho scoperto di una simpatia incredibile. Grazie. Stai avendo un successo incredibile, guarda, veramente. Prossimo Festival di Sanremo Di Maio presenta Tombolini. Ormai. Bene. Allora poi preparate un altro pezzo. Qui a sto punto, ragazzi, avete qualche richiesta da fare voi, ad esempio? Sentiamo Ernesto Assante e Castaldo. Guarda, certo, devo dire, dato che prima l'avete accennata, ma il banchetto, anche se non in versione integrale, sarebbe grandioso. Allora, un pezzetto del banchetto, anzi del banchetto. Però Cremonesi. Un pezzo dedicato a Cremonesi. Quale? Maestro della voce, dedicato al grande Demetrio Stratos. Dedicato allora a Cremonese Demetrio Stratos, perfetto. Allora però prima la cosa abbiamo? C'è la pubblicità, esatto. E dopo ci pagano. Sì, ok. Che l'ha fatta tu? No, questa no. Ah no, questa no, perché lui è bravo, quando fa salame negronetto, bravo. Mi piace quando fai a proposito di Mike. Devi dirci allora, devo dirlo. Partiamo, scusate, oggi sforeremo sicuramente io e Mike stiamo girando alcuni spot proprio ora io ho lasciato proprio il set per venire qua a fare la diretta. Ovviamente le prime cose che mi ha detto è: allora mi raccomando, quando finisce la radio devi correre qui, se arrivi 2 minuti di ritardo io vado via. Questa è la prima cosa. Mi ha detto: salutami il Baldini. Baldini. E io ho detto: Mike, ma se ti chiamiamo ci rispondi? Non lo so, sono in pausa a quell'ora. Non posso è proprio fino in fondo. Sì. Cioè io guardo questa, ti giuro. Allora, fagliela vedere da Santa Castaldo, fagliela solo vedere, attenzione. Garibaldi, è questo è Mike Bordone, è una sorpresa. Io l'ho usata proprio come allora, perché dovete sapere in questi spot che non possiamo dire l'azienda cos'è, però ci sarà un Mike Buongiorno vestito da Giuseppe Garibaldi, ma proprio con... Ce l'ho proprio fissa l'immagine sul telefonino, la uso proprio, guarda. Non ti dico, siccome giriamo in mezzo alla strada, è passata una signora, una signora di una certa età. Allora mi fa: ciao Fiorello, signora, guardi chi c'è. Mike. L'ha visto così, in quel momento era vestito da postino. Quando la signora se n'è andata, che vuoi? A una certa età. 83 lui. Lei era più giovane di lui. Sì. A una certa età. Però per lui era è una signora di una certa età, anziana. Guarda, che è incredibile quell'uomo là. Vabbè, dopo proviamo a chiamarla. Allora, pubblicità okay. E dopo vediamo che succede. Vediamo, e poi tutto a posto, PFM, ok, preparatevi, pubblicità, vai. Mitsubishi Electric test numero 201. Torni a casa e nessuno ha preparato niente per cena. Ecco come reagisci a caldo. Ecco come reagisci a freddo. Tesoro, sai che non ho appetito? Perché non ci facciamo una bella seratina romantica? Abbassa la temperatura. Vai sul sito mistupisci.it, puoi vincere subito un climatizzatore. E se ne acquisti uno entro il 31 maggio, puoi anche vincere un viaggio per 2 persone passando dal posto più caldo del mondo a quello più freddo. Mitsubishi, mi stupisci. Essere o essere. Essere o essere. Oggi solo una concessionaria Audi vi riempie di certezze. Vi aspetta infatti la nuova versione ambiente di Audi A6 con gli allestimenti più esclusivi, come i rivestimenti dei sedili in pelle Volterra, i fari allo xenon e l'Audi Parking System Plus, a condizioni davvero speciali. Venitele a scoprire.
Essere. Il bello di un mondo di possibilità è la libertà di scegliere la soluzione d'arredo più in sintonia con te. Fino al 14 aprile, da Divani e Divani by Natuzzi, acquistando un modello della nuova collezione primavera, avrai fino a 1.500 euro di vantaggi. E con rata amica, paghi solo 50 euro al mese a tasso zero. Solo nei negozi Divani e Divani by Natuzzi. Amore? Amore? Hai visto la mia stella da sceriffo? Non la trovo più. È nel comò. Nostalgia dei cowboy di una volta? Su Studio Universal ogni sabato Mezzogiorno di fuoco, i classici del western. In onda su Sky, canale 320. È nata una nuova specie. Jeep Wrangler 2 porte e Jeep Wrangler Unlimited 4 porte. Motore 2008 CRD con monorail e molteplici possibilità di allestimento. Un esemplare dalle innovative capacità off-road alla continua ricerca di nuovi territori, anche urbani. Nuovo Jeep Wrangler, il gradino più alto della scala evolutiva. Weekend More, il 13, 14 e 15 aprile in tutte le concessionarie Chrysler Group. Penso, quindi dico. E dico, il discount italiano. Dal 12 al 14 aprile, oltre il 25% di sconto sul latte e i biscotti Dico. E servizio piatti da 19 pezzi a 7,90 euro. I Dico sono convenienza e qualità. Eccoci qua, allora Baldini, uno dei due tra Assante e Castaldo ci deve lasciare perché va a Assante, deve andare a fare una cosa particolare. Dove vai, Assante? Vado alla facoltà di Scienze delle Comunicazioni, ho le lauree di 5 miei studenti che vuol dire che tu sei professore? Capito? Poi c'è l'università integrato. Cioè, tu fai il professore? Faccio il professore a Scienze delle Comunicazioni qui a Roma. E che cosa insegni? Analisi dei linguaggi musicali. Quante volte hai bocciato, Battiato? No, allora, quindi una volta che feci gli esami anch'io bocciamo uno perché gli chiedemmo chi è la storia della musica rock, chi è Ringo Starr, non lo so. In quel caso era bocciato, no? Sì. Era troppo, è stato per un anno l'ho fatto, però poi non mi ha più seguito su questa strada. Invece te continui. Allora ti lasciamo, salutiamo Ernesto Assante, ma Castaldo ce lo lasci qui. Allora la PFM si sta preparando per il pezzo, avevamo deciso cosa fare di Cioccio, cosa fate? Facciamo un maestro della voce. Scusa, maestro della voce, però prima vi dobbiamo purtroppo, prima del maestro della voce, abbiamo un collegamento perché con sennò il nostro scrittore, con il nostro scrittore del preferito, momento, lo scrittore del momento dei giovani e il guru delle nuove generazioni. Degli adolescenti, Federico Moccia. Dobbiamo a chiamarlo a casa, vediamo se ci risponde. Pronto? Fuffi? Che? Ce l'ho. Che? Bibi? Ce l'ho. Che è sta roba? Stefi? Manca. Babbi? Ce l'ho. Titti? Manca. Che è sta roba? Wally? Ce l'ho. Che è Wally? Lilli? Manca. Silli? Manca. Kelly? Manca. Cicci? Ce l'ho. Terry? Ce l'ho. Federico Moccia, scusi, buongiorno, anzi scusa, ti do del tu, che stai facendo? Pronto? Sì. Chi è? È Radio 2, solito. Cosa stai facendo? Sto controllando le figurine dell'album delle Moccine. Ma se ti do una baby, mi dai una iaia? Ma quale iaia? Ma chi si scusa? Ma chi è che sei? Baldini, Quanti Marco. anni hai? 47. Io pensavo che l'Homo erectus si fosse estinto. Ma quale Homo erectus? Homo erectus, questa è stata la stessa frase che ha detto la tua fidanzata dopo la prima notte d'amore con te. Ma quale erectus? Bravo, senti. Chi c'è? Che vuoi? Torniamo a noi. Com'è andato ieri sera all'esordio? Tu sei autore del programma Colpo di Genio, no? Non molto bene. Vabbè. Oltre che come autore mi volevo presentare anche come inventore tra i concorrenti, però non me l'hanno permesso. Scusa, quale invenzione volevi presentare? I lucchetti automatici dell'amore. Un'ideona. Come funzionerebbero questi lucchetti? Facile, è un'invenzione per saldare l'amore e per evitare di cadere nelle tante tentazioni proposte dalla società moderna. Il congegno è semplice. Lo vuoi sapere? Sì, grazie, faccelo sapere. Il lucchetto si applica alla fidanzata e quando lui si allontana, anche solo per qualche minuto, il lucchetto dell'amore scatta in automatico e si chiude. Va bene, ma lei dove ce l'avrebbe il lucchetto dell'amore? Oh anziano Marco, te lo devo anche spiegare? No, vabbè. Ecco, il prototipo è già pronto. L'unico inconveniente è che ogni tanto il lucchetto scatta anche quando non dovrebbe. E ti assicuro che sono dolori. Ci credo. Ci credo. Ma il dolore non lo si sente. Quando quello che si fa
lo si fa sospinti da quel venticello dal sapore di frittura di pesce in olio rancido che è l'amore. Lo capisci? Perché a volte l'amore è come un dialogo tra Mastella e Di Pietro. Cioè? È davvero incomprensibile. Eccola. Senti. Dimmi. Ma oggi? Me la vuoi dire? Oggi hai scritto qualcosa? Certo, ma basta con questa storia che per scrivere un libro ci metto un'ora. Oh, bravo. Me l'hanno detto che fate la mia imitazione alla radio. No, vabbè, che sì, me l'hanno detto. Sì? Sì, che dite che faccio. Ciao, io sono Federico, scrivo libri. Certo, questa roba. Invece tu non lo fai, no? No, ecco, vabbè, bene. dai, allora, dicevo. sono Federico. Ecco. Boccia, scrivo libri. Sì. Lo sai quanto ci ho messo oggi? No. Almeno un'ora e mezza. Addirittura, come mai? Ci ho messo un'ora a trovare l'incipit giusto e dopo ho scritto tutto di getto. Vabbè, ci puoi anticipare l'inizio, siamo curiosi, dai, come inizia il tuo nuovo libro? Vabbè, vi leggo le prime parole, vai, dai. ma solo perché siete voi. Ve lo leggo? Sì, vai. Allora, l'incipit è questo. Sì. C'era una volta. Sì, e vissero felici e contenti, dai. Allora, se puoi evitare di svilare il finale, fammi una cortesia. Per favore. Ma io non lo so. Ma com'è? Ma com'è? Ma dico io. Comunque per uno scrittore non è importante quello che scrive. Insomma, vedi tu. No. Quello che conta è che le parole escano spinte e vomitate da quella colica gassosa che è l'amore, capisci? Perché che metafore. A volte l'amore è come Giuliano Ferrara che va dal dietologo. Tipo? Non ci crede nessuno. Senti. Dimmi. Adesso andiamo sul tuo blog. Quale blog? Il tuo, www.federicomoccia.it. Sì. Appunto, allora. Dimmi. C'è un messaggio, vuoi rispondere? L'ha scritto Stellina 91. Va bene, lo faccio solo per voi. Bene, allora. Dice. Sono Federico. Ciao Federico. Ciao. Eccolo, lo sapevo. Come va? Tutto bene? Non sono io, è Sei tu, Marco? Sì. Dimmi. Stellina 91, è lei che dice ciao Federico. Ciao, tutto bene, ciao. Vabbè, come stai? Bene, grazie. Perfetto, questo lo diceva sempre lei. Andiamo avanti, sono venuto. Dove? Se me lo fai dire Quando? un attimo. Aspetta, ora. È successo con la tua ragazza? No. Sono venuto, nel senso sono moto al luogo, capito? Non. Allora, sono venuto ad un tuo incontro. Capisco. Sì, a dimmi. un tuo incontro l'altro giorno in una libreria. Sì. E devo dirti. Libreria. Con una B sola. Libreria. Sì, dove si vendono i libri. Ok. Appunto. E devo dirti che parli proprio come scrivi. Come fai? Allora, se la deve riscrivere adesso. Ciao Federico, ciao. Come stai? Bene, tu? Si risponde anche mentre scrive, capito? Sono venuto a un tuo incontro l'altro giorno. In una libreria, con una B. Libreria. Una B sola. Libreria, con una B. Con una B sola. Libreria. Ria, sì. E devo dirti. Sì. Che parli proprio come scrivi. Che parli. Che parli proprio come. Come scrivi. Esatto. Come fai? C'è sempre l'uncinetto col punto interrogativo. Una domanda. Come fai? Esatto, come fai? Allora, in una libreria devo dirti che parli proprio come scrivi, come fai? Allora, ci sono, cara Stellina 91, tu mi dici che parlo come scrivo? Uncino col punto. Sì. E io ti ringrazio, Articella col punto. Esclamativo. Ho solo un dubbio. È un'offesa o un complimento? Vado. Grazie, Moccia, Federico. Allora ci siamo, chi era? Federico? Io non c'era, purtroppo non l'ho sentito. Vabbè, Castaldo è sempre con noi, vuoi fare il presentatore Castaldo dopo lo scrittore? Hai fatto lo scrittore di questo libro di Assante Castaldo, 33 dischi senza i quali non si può vivere. Tra l'altro ieri sera ho visto che eravate in collegamento con la concorrenza, cioè la nostra radio DJ, perché Repubblica, sai, Repubblica è la vostra radio, stesso gruppo. Che gruppo è? Come si chiama il gruppo? L'Espresso. Siete dell'Espresso. E di chi è l'Espresso? Beh, insomma, sono diversi. Di chi è? Sicuramente non di Berlusconi. Ti piace Berlusconi? Ti piace Berlusconi? Non molto. Non ti piace? E Prodi? Ma come vuoi parlare di politica? Sì, no, così per sapere un po' Prodi. Come l'hai visto questo governo, il primo anno di governo Prodi? È un po' deludente, non sono una. È diventato rosso, Ci aspettavamo di più. Vi aspettavate di più? Sì, credo io e molti altri, credo. Che hanno votato, insomma. Sì. Beh, sincero, vedi? Chi vorresti al governo?
Chi ti piacerebbe? Un nome? A me piacerebbe che la classe politica cambiasse radicalmente. Questo è quello che pensano un po' tutti oggi. C'è totalmente. C'è un declino, secondo me, insomma, secondo molti credo. Dovrebbe cambiare proprio l'atteggiamento dei politici, dovrebbero essere più vicini alla gente, più provenire più appunto dalle questioni vere che la gente sente vicino. Senti come lo dice bene. Siete d'accordo voi pubblico? Sì, pubblico è d'accordo. Cremonesi come al solito non ha capito, sta guardando lì della politica, proprio non sa che c'è la politica, sai che esiste anche. Non sai perché hai votato quest'anno? Non mi ricordo. Sì. Non lo dirà mai tanto. Allora, ha votato Do Maggiore. Do Maggiore. Ha votato Do Maggiore. Allora, scusate. Mi scusate, ma c'è una sorpresa. Pronto? Pronto? Ma chi è? Come chi è? Lo sai benissimo. Io sono qua che lavoro e tu sei lì che ti diverti. Vieni a lavorare, che noi siamo fermi qua. Ma sto arrivando. Come stai arrivando? Alle 3 in ritardo. Sai che ora finisce il programma? Non lo so. A che ora? Alle 3:01. No, alle 3. Senti, Mike. Qualcosa ora? Alle cosa? Alle 3. Sei vestito da qualcosa, Mike, in questo momento? No, adesso sono a tavola perché siamo venuti a mangiare. Però guarda che qua dicono che bisogna riprendere subito. Hanno detto che devi tornare. Interrompi. Non possiamo aspettare. Non posso interrompere. Lo sai che interrompere. Mike, allora qui ho un gruppo storico italiano ospite. Sì. Non so se tu hai mai sentito. Sì, te lo dico. La premiata Forneria Marconi. La premiata Forneria Marconi, ma riconosco benissimo. Andavo tutte le mattine a comprare la brioche. Non ci posso credere che l'abbia detto. L'ha detto. Loro ringraziano, si sono fatti una bella risata. Poi come dice brioche lui. Sì, brioche. Senti, ma adesso guarda, non sto scherzando, sì. Dobbiamo riprendere. Ma Mike, lo so, ma dammi il tempo prima che da lì arrivi qua, quanto impieghi? Ci impiego, non so, 15 minuti. 15 minuti, vabbè. Va bene? Ok, vabbè. A 16 no, perché ho già fatto tutto, ho fatto Garibaldi, ho fatto il postino. Non svelare troppo. Ho fatto il pompiere. Adesso dobbiamo fare il pizzaiolo. Il pizza, devo dire che lui ci divertiamo. Vero, ci stiamo divertendo, Mike, eh? Sì, vabbè. Portami Baldini. Perché sai che dice? Che lui portami Baldini. E non può venire, si è fatto male al muscolo gemello, sai? Conosci il muscolo gemello? Sì, cosa gli è successo? Quello? Cosa gli è successo? Diglielo, mi sono stirato un polpaccio, niente di grave, Mike. No, mi spiace. Sì. Insomma. Ti spiace? Sì, mi spiace, sì. Grazie. C'ho la stampella. Perché se tu parli di incidenti. Va avanti. Certo. Certo, come no. Perché se tu parli di incidenti, guarda che Mike ne ha avuti alle gambe. Voglio, faccio l'elenco dei miei. Vabbè, sentite ragazzi, noi non possiamo perdere tempo. No, dimmi quale ristorante sei, non dire il nome del ristorante, se no vengono tutti lì a trovarti. Dimmi solo cosa hai ordinato. Ho ordinato le tagliatelle come quelle di ieri, molto buone con la coda di rospo, e poi abbiamo parlato molto di te. Chi? Con chi? Sono tutti qua, le persone che contano, tutta la staff, tutti i responsabili. Non dire quelli che ti danno il pane, che ti fanno lavorare. Ho capito. Hai capito? Senti Mike, tu sei in un noto albergo di Roma. Sì. Ieri sera però non dire quale, se no ieri sera ti hanno un po' deluso, vero? Ti hanno portato la carne cotta, vero? Beh no, non ho mangiato molto bene, ma come fai a saperlo? Me l'hai detto tu stamattina, Mike. Me l'hai detto tu stamattina? Sì, perché tu hai detto ho ordinato un rare medium, me l'hanno portato stracotto. Così. Veramente è un ottimo albergo, non dico il nome, ma purtroppo sì. Non so, il room service non è tanto buono. Senti, ma Baldini non sa cos'è rare, com'era? Cos'è? Il room service. No, quello rare medium. Il rare medium cos'è? Medium rare. Medium rare. Medium rare, cioè mezzo sangue. La cotta media. Sì, è il filetto cotto medio. Cotto medio. Senti, hai visto ieri sera il calcio?
Sì, l'ho seguito. Caro mio, una cosa così non l'ho mai vista. 7 gol, pazzesco. Mi spiace per gli amici che tifano Roma. Certo, è stata perché ha fatto la Roma una gran bella squadra e ha fatto un bel campionato. Probabilmente chissà cosa è successo. Tante volte succede. Qui c'è Gino Castaldo, lo conosci? No, chi è? È un valente giornalista musicale di Repubblica. Sì. No, ma Repubblica non è molto amica mia, parla sempre male di me. Ma dai, sì. Gino, non è vero. Qui ti passo Gino Castaldo che è una nel caso riparleremo subito, ma non credo, no. Perché... Allora possiamo dire una cosa, Mike c'entra la musica, sai, perché Mike si è espresso qualche giorno fa per la sua laurea, per una laurea ad honorem in comunicazione, e lui ha detto l'hanno data a cantanti, no? Tipo Vasco Rossi l'hanno data, non che non la meriti. Ligabue, Vasco Rossi, ma voi pensate che Mike sia meno di Vasco Rossi e Ligabue in comunicazione? Anche la Minetti ha avuto una laurea. Anche? Vabbè, la Minetti. Ma questo non c'entra nulla, la ragione è che sono 40 anni che io faccio pubblicità, quindi io ho detto che potrei avere una laurea ad honorem nel campo della pubblicità. Ovviamente diversa da quella che hanno dato a Valentino Rossi e a Vasco Rossi. Loro hanno avuto questa laurea per la simpatia, che è un'altra cosa. Certo. Ecco, ma io ritengo che è arrivato a questo punto. È l'ultima cosa che mi manca, sai? Due te ne mancano. Senatore a vita. Senatore a vita. No, di quello non se ne parla. Ma chi te l'ha detto? No. Ma tu sei meno della Montalcini, scusa. Ci incateniamo davanti a Montecitorio, Mike. Mike, usciresti a cena con la Montalcini? Indubbiamente sì. È una donna molto intelligente, di grande compagnia. L'ho incontrata di recente. Ma dai, dove? Sì. In un locale? Dove? A Palazzo Chigi. Ma dai, allora già stai bazzicando lì nella zona. Ogni tanto ci vado anch'io. Senti, però abbi pazienza, sì, io adesso devo andare perché pazienza. mi devo cambiare. Che cosa facciamo prima? Il pizzaiolo? Va bene, guarda che qua c'è Veronesi qua, Va bene il regista. Adesso arriva, allora Mike, noi ti salutiamo, ti facciamo un grande applauso e ti dedichiamo la prossima canzone che canterà la premiata Forneria Marconi. Ok? Va bene, dai, corri. Sei grande Mike, ti voglio tanto bene. Ciao. Ciao Mike, grazie. Ciao Mike. Signori, è il momento. Premiata Forneria Marconi. Sono veri questi. Bianche come me, abitava alle ringhiere a nord della città, cantava come un matto di notte e di giorno, viveva la sua estate anche d'inverno, di giorno e di notte io per campare parlo di stelle di donne, canzoni da imparare, in giro per Milano sotto un cielo sempre nero, occhi chiari e un'espressione da guerriero. Hey, yeah. Con le nostre facce stanche un mattino ci trova insieme a camminare. Tu parli con me ore ed ore, non nascondi le paure. Maestro della voce, dammi una canzone. Maestro della voce, per cantare dammi una tua canzone. Hey, yeah.
come me, canta sempre per la gente. Quante volte ci ho provato e quante volte ci proverò a far cantare le mie mani. Bianche come me, abitava alle ringhiere a nord della città, cantava come un matto di notte e di giorno, viveva la sua estate anche d'inverno, maestro della voce, dammi una canzone, maestro della voce, per cantare. Dammi una. One, two, three, four. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Vabbè. Non ce ne sono più. Hanno buttato lo stampino. Caro Castaldo. Grazie. Hanno buttato lo stampino. Grazie alla premiata Forneria Marconi dal vivo. Possiamo dire una cosa? Dite quello che volete. Allora, visto che siamo in tutta Italia, il 30 siamo alla Notte Bianca all'Arena di Verona. Chi vuol venire è gratis, è bellissimo. E prendiamo l'aereo la mattina presto e saremo a Roma al 1° maggio a festeggiare i 50 anni di rock. Grazie. Ciao ragazzi. Voglio dire, vai Franco. Vogliamo ricordare ancora una cosa certo. prima di andare via? Stati di immaginazione. Se lo vedete in giro, guardatelo e ascoltatelo. Grande, okay. Va benissimo. Ricordate stati di allucinazione. Ciao caro Baldini, dobbiamo chiudere perché spostati ci siete? Sì, ciao. Non so se avete sentito. Sì. Grandiosi. Io però ti vorrei fare un ricordo nel passato. Senti un po'? Chi è? Senti? Ancora? So Pernacchie. A chi la facevi? Chi? Chi vi... Nell'arco dei tanti anni di Viva Radio 2, chi facevi le pernacchie? Ah, sì, a voi. No. Prima? Chi ci ha preceduto? Non so. Atlantis. Atlantis. Scoles.
Scoles! Ciao Scoles! Ciao! Grazie! Che bello, finalmente è tornato Scoles! Volevo risentirla. Certo. Te la facciamo con piacere. Se volete. 1, 2, 3. L'ha fatta anche Castaldo. Si è commosso. Allora noi chiudiamo così perché siamo in ritardo, ricordando questo libro meraviglioso di Castaldo d'Assante, i 33 dischi senza i quali non si può vivere, il racconto di un'epoca. 2 saluti al volo senza ringraziamenti. Vai. Salutiamo Annalisa che vive un momento difficile di Tecchiena, ma noi facciamo il tifo per te, ti salutiamo. E poi volevo anche salutare tutto il personale del Policlinico Gemelli che è stato molto carino e cortese con me. Bene, ecco. Bene. Allora io vorrei chiudere così come abbiamo cominciato, ricordando e dedicando tutta la trasmissione di oggi al grande Sergio Bardotti. Sì, grandissimo, il grandissimo Sergio Bardotti. Vogliamo fare questo pezzo così, chiudiamo a sfumare, sfumare. Non si sente più niente. È Eccolo partito. Qua. Anche canzone scritta da Bardotti e portata al successo da Morandi, credo, in Italia, vero? Sì, Morandi. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi, una luce che mi il testo non è scritto, ma va bene fino a qua. Grazie, ciao Sergio, ci mancherai tanto Sergio, ciao.